Noi ti benediciamo e glorifichiamo il tuo santo nome, perché hai vinto la morte, hai vinto le tenebre. Hai preso, Signore Gesù, su di te tutti i nostri peccati, tutti i nostri pesi, le malattie e i dolori. Ti ringraziamo, Signore, perché ci hai salvato, ci hai presi dalle tenebre, dalla morte, e ci hai portati nella vita di benedizione, ci hai portati nella terra promessa, nella tua umanità redenta, risorta. Signore Gesù, grazie perché sei in mezzo a noi, perché tu, Signore Gesù, ci tocchi con la potenza della tua vittoria, della tua luce, della tua pace. Tu, Signore Gesù, sei al centro della nostra Chiesa, di tutta l'umanità, e tu ci doni, oh Signore, la pace, perché ci hai riconciliati con il tuo Padre, perché hai rotto tutte le catene della morte, della maledizione. Signore Gesù, grazie perché ci vieni incontro, perché vuoi portarci nella piena libertà dei amati figli di Dio. Manda, oh Signore, il tuo Santo Spirito, come hai plasmato le vite dei tuoi discepoli, dei tuoi amati, così anche noi trasforma, Gesù, che anche noi possiamo sperimentare la nuova vita, la nostra dignità, perché tu hai pagato il prezzo della nostra nuova nascita. Signore Gesù, prendici per mano, accompagnaci, oh Signore, nella nostra terra, nella terra promessa della tua benedizione e della tua pace. Signore Gesù, noi abbiamo bisogno di te. Vieni in tutte le nostre strade dove eravamo persi. Portaci via, oh Signore, da tutti i buchi delle nostre tristezze, delusioni, delle fratture tra noi e Dio, tra noi e i nostri vicini. Signore Gesù, tu unico sei capace a guarire i nostri cuori feriti, a consolare le nostre anime, rattristate da tante cose, tante situazioni della nostra vita quotidiana. Avvolgici, oh Signore Gesù, con l'unzione dello Spirito Santo, di poter sperimentare la nuova vita. Gospodine Isuse, uskrsli, Kriste, mi te blagosti te slavimo. Zahvaljujemo ti, Gospodine, što si živ, prisutan među nama. Hvala ti, Gospodine, što si darovao sebe za svakoga od nas. Ti si, Gospodine Isuse, pobjedio Sotonu. Istrgnuo si nas, Gospodine, iz smrti, iz prokletstva i uveo si nas u novi život. Gospodine Isuse, danas pošalji u obilu svoga Svetoga Duha na nas. Tamo gdje nam se čini nemogućim, neostvarivim, ti tamo želiš staviti pečat svoje svemoći i sile Duha Svetoga. I apostoli su, Gospodine, bili zatvoreni u dvorani posljednje večere. Bili su puni strahova, tjeskobe i nemira. Ti si, Isuse, stao posred njih i svima udahnuo govoreći mir vama. I mi, Isuse, trebamo tvoj mir, trebamo zagrljaj tvoje istine i tvoje ljubavi. Trebamo zagrljaj, Gospodine, tvoje pravednosti u kojoj nikad nas i ni u čemu ne osuđuješ,
nego ozdravljaš najdublje rane našega života. Gospodine Isuse, pošalji u obilju svoga Svetoga Duha na svakoga od nas. Preporodi nas, Gospodine, na novi život. Uvedi nas u onu obećanu zemlju koji si nam stekao svojom smrću i uskrsnućem. Ti si nam, Isuse, zavrijedio novi život. Pohodi nas, Gospodine, pohodi ovu našu braću i sestre, osobito one koji najviše trebaju doticaj Tvoga Svetoga Duha, zdravlje, duše, duha i tijela. Prelomi, Gospodine Isuse, sve okove ropstva, muke, tjeskobe i nemira. Ispuni nas, Gospodine, svjetlošću svojom da možemo vidjeti budućnost u sigurnoj Tvojoj ruci. Zaodjeni nas, Gospodine, svetim pomazanjem Duha Svetoga. Kao što dim iščezava, Gospodine, neka tako iščezne iz naših srdaca, duša, svaka žalost, svaka tjeskoba, svaka tama i zabluda. Dođi, Gospodine, sada i utisni znak svojega križa duboko u naša srca, da nas Ti možeš prepoznati dan Tvoga pohođenja. Pohodi, Gospodine Isuse, svakoga od nas i stavi pečat Duha Svetoga, poljubav za zajedništvo Oca i Sina, da tako svako od nas živi puninu zajedništva s Bogom jedni s drugima. Sada ću proći s presvetim kroz crkvu. Primimo Isusa u naše živote. Primimo njegove blagoslove, dopustimo da On pohodi sve stvarnosti našega života, da nas stigne na svim našim putovima, gdje god smo hodali, da On osvijetli sve naše dane i naše noći, da ozdravi sve naše rane. Dopustimo Isusu da nas pohodi svojim mirom, svojim planom. Accogliamo Gesù nelle nostre vite, nei nostri sentieri della vita. Permettiamo di raddrizzare le nostre strade, di toccarci con il sigillo della sua potenza. Permettiamo allo Spirito di Cristo di cambiare i nostri pensieri, i nostri atteggiamenti secondo il piano di Dio, che è sempre gioia, sempre benedizione, sempre pace e la pienezza della vita. Invitiamo Gesù di venire nelle nostre case, nelle nostre amicizie, nelle nostre scelte. Che Gesù, che è il sole della giustizia vera, che il sole della pace e dell'amore illumina tutti i passi della nostra vita. Lui è risorto. Gesù è vincitore delle tenebre di Satana. Permettiamogli di aprire la nuova strada della nostra realizzazione piena con Dio e con gli altri che incontriamo quotidianamente.